Siamo con Sebastiano Marsili della selezione Veneto nella mattinata prima della semifinale di questa edizione 2012 del Kinderiadi. Sebastiano, che cosa bisognerà fare in questa gara del pomeriggio per avere la meglio? Cosa ti aspetti da questa gara? Beh, sicuramente sarà una semifinale molto combattuta, dobbiamo impegnarci molto, non sarà una partita facile visto che Trento si sa è una squadra molto forte. Noi ci impegneremo, cercheremo di impegnarci al massimo. Questa ripetizione della battuta salto spin nel maschile, per te è un pro o un contro? Può essere un pro ma anche un contro. Pro perché si può ripetere la battuta, quindi c'è più possibilità di far punto. Contro perché potrebbe spezzettare il gioco, cioè non dare più ritmo alla partita. Tu sappiamo che hai fatto anche le finali nazionali con il tuo club Under 16. Rispetto alla finale nazionale Under 16, il trofeo delle regioni ha un livello più alto o comunque in generale che differenza c'è rispetto a una finale nazionale giocata con un club? Potrebbe avere in alcuni casi anche un livello più alto perché comunque si tratta di un torneo fra selezioni, ma in alcuni casi forse queste selezioni abbassano un po' il livello delle squadre. Grazie.